Sarà nuovamente lockdown a Pasqua nei giorni di sabato, domenica e lunedì, il secondo dopo quello dell'anno scorso che tutti ricordano per le immagini ed il profondo silenzio nelle città. Ci prepariamo dunque al secondo lockdown che vedrà in tutto il paese una zona uniforme di chiusura totale, ad eccezione di supermercati, farmacie e generi di prima necessità. La notizia positiva invece di questa Santa Pasqua sarà quella di poter fare il vaccino direttamente in farmacia. È stato infatti firmato l'accordo con Regione e farmacisti per le somministrazioni dei vaccini nelle numerose farmacie di ogni città. Il vaccino, ha dichiarato Roberto Speranza, ministro per la salute, è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile ed oggi facciamo un altro importante passo per renderla più veloce e capillare. L'accordo prevede l'utilizzo di farmacisti abilitati attraverso un corso ed una remunerazione di 6 euro per ogni vaccino da raccordarsi con le regioni e le province autonome. Per il resto il paese e la Sicilia si prepara in questo modo ad affrontare le festività pasquali. Bar e ristoranti rimarranno chiusi ovunque, se non per trasporto e domicilio con qualche limitazione, e tiepida apertura concessa dalle 18 alle 22, aperti per trasporto ai locali con cucina ed alle enoteche con il divieto assoluto di non vendere alcolici e bevande di ogni tipo. Vietati i movimenti oltre i confini regionali se non per motivi di lavoro, salute e per il rientro alla propria residenza. La Regione Sicilia chiede ad esempio di arrivare con un tampone molecolare negativo o dà la possibilità di effettuarlo in porti ed aeroporti. Se durante la zona arancione resta consentito una sola volta al giorno andare a trovare amici e parenti, in zona rossa le visite ad amici e familiari sono vietate. Stesso discorso per i riti pasquali. La scorsa Pasqua la partecipazione alle messe era vietata, quest'anno invece le chiese saranno aperte per le messe con le restrizioni già note e gli ingressi contingentati. Nessuna processione del Venerdì Santo né Via Crucis. Ed infine, se in zona arancione esercizi e centri commerciali sono regolarmente aperti, anche barbieri, parrucchieri e centri estetici. In zona rossa restano chiusi barbieri, parrucchieri e centri estetici e tutti i negozi, tranne gli alimentari di negozi di prima necessità, inclusi librerie, prodotti per la cura della persona, informatica e lavanderia, biancheria intima ed infine abbigliamento sportivo.